Piacere essere qui con voi e essere al Cita Fiera per questo grande evento di sport. Poi vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori che qui allo Shorondò è stato allestito proprio un campo da basket straordinario sul quale più tardi si esibiranno i ragazzi atleti del Basket Freestyle Show, che proporranno delle evoluzioni straordinarie, veramente spettacolari con la palla da basket. Tu hai mai assistito dal vivo ad un'esibizione di questo tipo? No, assolutamente no, infatti siamo tutti in fibrillazione per cercare di capire esattamente come faranno, perché sono talmente atletici. Anch'io ho giocato a basket da piccola, ma sicuramente non raggiungendo enormi livelli, ma insomma a noi piace guardare le esibizioni. Alla fine veniamo anche qui per questo, per sentire il calore che emanano i giovani, i meno giovani e comunque tutto quello che trasmettono anche attraverso i loro modelli. Un grande show al centro commerciale Cita. Il Move, signori! Grazie! Grazie! Allora, con il suo scherzo, sempre voi, Fabrizio Bellone! Su, pizza! Stamani, ice cream! Su, di più! Scherziamo con lui, ma è in giro veramente da tantissimo per tutti i campetti, playground, centri commerciali di Taranto e palcoscenici d'Italia. In questo momento sono i Move qui sul nostro parquet dello Shorondò. Adesso da parte dei nostri Move. Guarda, 3 palle in contemporanea. Signori, l'applauso è naturale, vediamo quanto resiste. Perché lo Su! Ricordiamo il Silvia. Lo spettacolo sembra non essere finito affatto, sì. Un po' di foto. Ancora un applauso a Anna e Francesco. Grazie mille ragazzi. Su! E allora! Non c'è trucco, non c'è inganno! per forza, tanti applausi per loro! Allora facciamo tutti applausi fortissimi, signori dell'Interlupo! Forza con le mani anche sopra, andiamo! Tutti insieme! Ci andiamo qui allo Shorondò, quindi vi aspettiamo tutti quanti qua! Forza con le mani anche sopra, andiamo! Su le mani! Su! E Michele Angelucci, Luci Augusto! E adesso! Carichiamoli! Movimenti, salti e schiacciate difficilissime fatti. Un applauso in nuovo. E grazie a loro, veramente lo sport è in festa qui oggi. Movimenti, salti e schiacciate difficilissime applausi. Per questo vi giriamo principalmente in Italia, perché comunque andiamo a piazze, centri commerciali, troviamo sempre una grande energia, perché nonostante l'allenamento siamo in giro da mesi in tour e ogni tanto la fatica
musica si fa sentire, però comunque quando troviamo un pubblico del genere riusciamo molto a fare dei numeri delle pazzie. L'energia è sempre importante per questo tipo di spettacolo. Ora che fosse il tuo presentare tutti i tuoi colleghi, straordinari, giovanissimi, acrobati e atleti veramente pazzeschi. Lorenzo, ti lascio il microfono. Grazie, allora il nostro crew è composto da freestyler di tanti sport, non solo basket. Diciamo che il basket ha una decina di performer, di cui avevamo qua alcuni degli esponenti di punta. Da Reggio Emilia, Fabio Lucio Giusto, fai un saluto alla Toniere. A tutti un saluto a Lucio Giusto. Poi dopo il vigilanese ivoriano Kaufman Vidals. Ciao, un saluto alla Toniere. Questa voce è già innamorare. Lui non potete vederlo, ma vi garantisco che ha degli occhi azzurri che illuminavano come dei fari tutto il cittadino, un ciuffo tipo Elvis. Fabrizio Stallone. Ciao a tutti, un saluto freestyle, tutti da Nuova. Poi mi manca l'animale che si sta gustando i vini del Città da Colonnello Verico Domenico l'animale. Ciao, Marco mio, ciao, ciao. Grande show al centro commerciale Città Fiera che accoglie e celebra i grandi campioni dello sport originari del Friuli Venezia Giulia, testimonial d'eccezione per questa 2 giorni, perché ricordiamo che Sport in Festa replicherà venerdì 5 agosto, è Michele Antonutti, il grande cestista del Friuli Venezia Giulia che ha indossato la maglia della nazionale e che tra poco tu intervisterai. Certamente un grande talento, giovanissimo, fra l'altro è partito dalla CBU proprio una realtà, una società locale, poi è cresciuto e continua a crescere, a dare ancora tanti stimoli ai giovani, perché purtroppo tante volte nemo profeta in patria, ma dobbiamo anche abituarci a rilanciare i nostri talenti senza permettere che vadano poi all'estero e in altre regioni ad avere successo. Ne abbiamo tanti, lo dice il passato, lo dice anche comunque il presente, li stiamo vedendo qua non solo appunto nel basket, e dunque ce li dobbiamo tenere stretti. Sport, protagonista al centro commerciale Città Fiera oggi e venerdì prossimo, i campioni che hanno fatto la storia dello sport, quindi ospiti, ma anche i campioni del futuro, perché sono tante le società sportive che partecipano a questa 2 giorni.